Buonasera, ci siamo? Ci siamo? Ci siamo, ci Buonasera, siamo. ragazzi. Ma sì, sono di secondo. Io li vedete, ci sono anche Carmine Migliaccio, Arena Luca e Manuela Migliaccio. Insomma, La sorella di Carmine, ovviamente. Io scusate, ci siamo fatti un paio di minuti di ritardo, ma la coppa è di Carmine. O c'era un cammino. Amica, no, aspetta. La prima auto perché il Moatten, voi ne conoscete buono. Per caso che no, chi lo mattano, chi lo so caso che lo veggi. Allora io inizio con i saluti. Poi se dopo c'è anche tu dei saluti mi può fare tranquillamente. A voi inizio con i miei. Allora. Vai, giù si reccia, che l'ha ci fatto una figura in me, tu l'hai salutato, quindi ti avevo promesso di salutarla per prima. In ritardo, ma la coppa è cresta la voce, tu e amici. No, non sto a capire, è perché se tu che hai la voce dura live non fai. No, lasciato, sei stato solo io, sta scuro, comunque va bene. Comunque voglio sottolineare un attimo che siamo riusciti a ci collegare subito, che era una cosa che non era mai successa durante le live. Ha incarrato subito il link, vabbè. Comunque c'è stato pure Lorenzo Migliaccio, Gennaro Di Costanzo, Luigi Mustola, Raffaella Sprinio, Sara Saturdi, che saluto Sara, che è la prima volta che saluto, non è una casa caruta di quelle classiche che si fanno salutare, ad esempio. Paolo Varchetta, Marco Schettino, Ciro Di Marco, Marco Massa, Pasquale Martuscello, che è proprio una casa caruta vera, non scassa cazzo dopo a Facebook pazzesco, Mario Cantone, Catena Freva, che mo c'è passato, mi sbaglio. Paolo Brunetti, Giuseppe De Stefano, Enzo Prisco, Dario Carrozza, Sara Dion, no Dior come il profumo, che sei un pezzotto, adesso è un pezzotto Sara, e poi c'è stato più Antonio Pellegrino, che ci tiene sempre che mi saluta la mamma che non sia la Sartulella, si chiama così. Poi Francesco Masucci che ti fa un saluto particolare, e io questo, più di questo non so fatti, saluto particolare, Edu D'Angio e Marco Naso. E spero che non mi scuda nessuno, ma voglio, questo è quanto. Questo è quanto. Tu a chi vuoi salutare? A me a qualcuno non lo so. Dimmi tu. No, tenga, perché non mi ha già fatto, però saluto chi che mi ricordo che mi hanno detto che va salutato. Allora, Michela Iavaia. Ciavazzo. Come si chiama che? Iavazzo, Michela Iavazzo. Agostino Tartene, Emanuele Pedata, Carlo Ciccarelli, Lucia Chirolli, aspetta, Tina Abate, Annalisa Di Santo, Laura Maier, Barbara Tuccia. Ma ti stai inventando praticamente? No, veramente. Esistono queste persone. Io Laura Maier, però mi ricordo. No, ma hanno suggerito questo nome. Come si chiama? Sandra Maier. Come si chiama? Laura Maier, me l'hanno suggerito, quindi la Io conosco a Sandro Maier, che chi lo fa, l'oroscopo, che cazzo fu, psicologo a canale 5. No, cugina io. Come? Tua cugina. Ah, cugina, frate, la cugina di Sandro. Sì, no, vabbè, voglio dire che ci sta collegato, perché poi ci sta sempre gli afficionados, no, che stanno collegati. Fammi vedere un attimo un po' a YouTube. C'è sta Forza Azzurri come primo commento, cioè sta. No, non ce l'ha fatta. È arrivato sicuro. Chi sei un maglione che si chiama Nicola Bencivenga, però sta scritto Forza Azzurri. Praticamente tiene sempre un primo commento suo, però poi è arrivato secondo praticamente. Sì. E poi c'è sta più Mr. Fulminman. Buonasera, c'ero a tutte le case cadute, c'ero mi è piaciuto il video, la Tug Life la spesa. Vabbè, questo è chi lo faccio mi fatta la... Comunque ti salutano pure a te, eh? Ti salutano pure a te. Allora, ma a me si preoccupa perché non c'è. Ma vediamo. Se la voglio Tina Basile, ciao Tina. E niente, pure questo non viene giù. Ma tu riesci a leggere i commenti? Si riesce a leggere? Non ho capito. Dico, li riesci a leggere i commenti da là di YouTube? Sì, li sto leggendo, sì. Ma leggi qualche commento, no? Fai come se stessi a casa di Luca. Niente, cavolo, c'ero, ma stanno poco abbronzate, paro, frate Carli.
Io modestamente si mi vede Ma come fai? Sta abbronzato, la faccia bianca parlano morto. Ma come fai? Sta tutto abbronzato? ma perché essendo che sono figlio adottivo di Roberto Carlino, già un po' ce l'ho nel DNA, no? Tengo poco, già tengo poche melanina diciamo, carliniana. E poi mi ha fatto che pure a barba, capace che sono più abbronzato. Ok? Quelle sono le tecniche. Oggi capito, oggi capito. Comunque, Carolina, come stai? Sono tutto a Carolina, però non ci sta. Caso mi ha roba di mano. Carolina. C'era per te, salutami saluto se cai. C'era una, salutami e salutami. Cerrona è bello. Che? E Cerrona, pure è bello Cerrona. Femminile. Comunque niente, c'erano, salutami e saluta il mio sito, grazie. Inoltre presentami Carmine che gli devo fare la stessa tua offerta. Che offerta mi ha da fare? Certo, che si tratta? Ma con offerte veramente. Ah, ecco, sì, sì. Là, che questo non riusciamo a quagliare. Che con offerte l'MD non riusciamo a quagliare. Comunque, Carmine, sei bello quando ti blocchi con la bocca aperta. Cavucco. E perché mi blocco veramente la bocca aperta? Ma la diretta, forse sarà diretta, perché tengono tic proprio i potassi. Anita che tiene una webcam in merda, ma non ci capisci io o tu teniamo una webcam in merda, non lo capiremo, la penso pure io. No, a me fa schifo, però non so, ci la verità, ci vado 20 euro questa cosa. 20 euro. 20 euro, che si può pure l'euro. No, 20 euro, diciamo. La cosa che ci abbiamo esistito i euro, eh? La telecamera buona, quanto da gusto, non ci capisco. No, un centinaio di euro, stavo pigliando buono, un centinaio di euro. Centinaio? No, Sì. ma che ha tuo computer con 100 euro? Un computer portatile integrato con la webcam. Ma serio? No, ma che se pure un mio, cioè un mio, chissà chi le mamma, ma è una webcam integrata e per UCS, è un po' antica, un po'... Ma pure a me, un po' vecchio il tuo computer, sì, vabbè, webcam, ci vado 20 euro, quindi... Sì. Voglio salutare un attimo a quelli là che ovviamente sono collegati, no? Che comunque stanno sempre e che sarebbero, voglio leggere a volo, Salvo Sibillo, Gianni Omega, vabbè, Roberto Carlino, che ovvero si chiama Roberto Carlino, chissà così, Mario Melodia, Andrea Cassese, Alessio Enigma, Viva Patan, si chiama così, Viva Apatan, si chiama così. Poi c'è sta MD Discount che veramente ci sta, se lo leggi lo trovi. Antonella Lella che ci sta sempre, Marco Chettino, vabbè, ma pare che l'ha già detto prima Marco dopo, l'ha salutato così a grosso modo un po' a tutti quanti, a così c'ha a così buon ricerca che chi le botte so che si incazzano quando li saluta, a me tu ne conosci, ma veramente so... No, non li conosco, guarda. Tutto live. Non di YouTube e metti discount, proprio per te. SM di Disco Roberto Carlino, sa pure Barbatus, solo che stasera non c'è. Ah, fanno sempre parte dello staff, comunque. Sì, sempre della live più o meno. Comunque dicono che una webcam costa, una webcam buona costa dai 20 ai 50 euro per girare in 1080, poi quelle professionali costano molto di più. Quindi penso che... C'è lui. Sai, io mi cammino. Kate, non hai capito? Quei 20 euro mi sono usciti dalla tasca proprio sudando, capito? Per una webcam lì che non mi serve assai, quindi questo è. Rimaniamo all'MD7, no, veramente, rimanici a fare un faccio sapere, la faccio cattare una bella webcam. Bravo, lo faccio sparagna. Ma lo sconto. Vabbè, ora rimane poco, sconto amicizia, sconto youtuber. Sì, va, leggi qualche commento, non ti preoccupare, fai come se stessi a casa di Manuela. Comunque, Lorenzo De Angelis, ti lo saluto mai. Capito? Kite? Lorenzo De Angelis, tu a Cerro non mi saluti mai. Allora mi devi scusare, ma io quello che posso leggere leggo, poi a un certo punto non riesco a leggere queste cose, però tu cresci fino alla fine perché quello dura un'ora, anche di più, questa sera facciamo un po' più, quindi io prima o poi ti già salutato. Poi sta, scusa, ma mina a old, che non sai mai come cazzo si dice un è di origini arabe, là devo spiegare in coppa internet come parliamo, no? Vabbè, comunque old, mi pare che si dice old, no?
Mina Old, che la saluta. E sa pure Gesù il misericordioso, che cioè, è proprio Gesù, c'è proprio lui. Cioè, abbiamo ospiti importanti. Comunque, allora, aspetta, volevo raggiungere con me. Pure ci sono Lucarello. Siamo Chi è? Pignolo. Luca ti aspetto Ah, poi il Pignolo, Luca ti aspetto su Facebook, ti ti stimo, stimo, Carmine, le offerte. l'intervista. Ah, ecco, ma ne parliamo su Facebook, poi ne parliamo. Allora, Salvatore Cicalese, Carmine, salutami a mia moglie. E come si chiama tua moglie? Come la faccio a salutare? Ciao moglie di Salvatore. Ciao moglie di Salvatore, un grosso bacio spacimoso. Bravo. Sì, Rabbo, che lo può... Forza Azzurri, c'ero tu a Rob 60 live, non offri a nessuno una bella casa d'ocola con cioccolate e una scatoletta di turno, casa caruta, hai ragione. Ma stasera, vabbè, comunque io vi offro Carmine Migliaccio, mica insieme... Oh, è sì più importante una bottiglia casa d'ocola, no, penso. Vabbè, come, dici... Carmine, fai un live in diretta. Come faccio a fare un live in diretta? Come si fa un live in diretta? Che fa, no? Un live in diretta. Ma chi è sta casa che hai fatto? No, per curiosità, capito? Carlo Ciccarelli. Carlo Ciccarelli. Fammi un live in diretta. Ma cazzo faccio a fare su live in diretta? E su Carlo Ciccarelli, no, secondo me chissà che sa mangiato stasera, dice sta assunzio. Mannaggia, miseria. Allora, Tina Basile, manca mi hai salutato, c'ero tutto a posto. Già si è dimenticato del complimento al raduno, vabbè. C'ero Tina Basile, e ti la salutavo. ma Tina Basile, ma tu quando a Roma l'hai scritto che te va salutare, tengo alza mica mezz'ora prima e poi tu non mangi per scrivere tutte le note. Tu la mandavi con me, con una capata in faccia di Tina Basile. Ciao, Forza Azzurri. Pasquale Martuscelli. Carmine, vattene voglio a Carolina. Come vattene voglio a Carolina? La genitori tutti quando mamma, tu non si. Lasciatemi stare a camminare, lasciatemi stare a camminare. Quando fa sempre fammi a Carolina. Affiniamo tre casato con la pizza. Lasciate stare a camminare, può fare sempre Carolina, può fare su aglione, che ancora pagare 30 veramente una poca a da cagnare connotata, a da cagnare, lasciate stare. Che arriva un punto che mi fa pure un trapiante, capito? Ma ciò dico, lasciate stare. Sta così bello con capelli più. Offri Carmine, non parla a mie offerte con me a fondo. Carmine, vattene voglio Carolina, sempre Pasquale, la moglie della casa. La moglie della casa. Ah, comunque c'ero, stiamo bene da che la foto, dici la verità. Wow, bellissima la foto, veramente bello, sai? Veramente pareva un matrimonio, pareva che ci stiamo scusando. Addirittura qualcuno mi ha detto, ma quando esce il video, un matrimonio? Ma da chi lo vero pareva che ci stiamo scusando, e poi invece non è proprio vero, perché poi è un video che non ci azzecca proprio un matrimonio. Bravo. Ma quando esce il video? No, domani alle 3, alle 15. Domani alle 3? Sì. E non mi ricordavo se esce prima o no prima. Stasera Raffaello Pazzi, se mi sbaglio, stasera va a mettere un trailer, va a mettere un dopo profilo suo, e che se potevamo lo caricavamo anche sui nostri profili. Ancora non l'ho visto, No, ma nemmeno infatti. Cioè, tu a Fanessi, se no cauto tu, aspetta. Ecco. Magari devi fermi, quelle pure si ferma l'immagine. No, veramente noi che stiamo sempre fermi. Lui stiamo fermi, però non pagava. Lui che sta facendo un gioco di statuine, sai, lui ha 1, 2, 3 stella. Lo faccio solo istituto. Dai Dalan. The game. Dai Dalan. Dai The Titan. Ah, ti sei un gas. Tu sei un petrolio. Comunque c'era, hai visto, in questi giorni sta girando un video in a Facebook, non un video, dove praticamente c'è tipo un cielo, si mettono cose vicino a un musso e poi c'è un musso di ciaccarella proprio guardando io. Ah, quella specie di attrezzo che ha dato un musso di ciacca. Praticamente fanno gonfiare le labbra e non so, sparga, boh, ma tu cattavo, facciamo sta ricetta. Secondo me le metti da vendere.
Ma c'è domanda, ma io oggi non sono più, oggi purtroppo sono poco triste perché sono riuscito a passare, quindi sono poco a così, ci faccio di ciao, non senti più. Maghi, mi senti? C'è no? Mo vedo tutto buio. Ah, no, mo dove? No, era poco computer mi dà in mestruazione, Oh, capito? Pasquale, Pasquale, sempre Pasquale, lui fa una mamma, ci sta a cana, non simpatica, rittica, Carolina e Navizza. Allora ci facciamo ambasciate, poveri. Voglio Pascal è una cagazza assurda, quindi Pascal state attenti ai suoi commenti, che non ti scazza cazzo. Comunque, a l'MD si faceva e bravo, c'era una busta in regalo. ah, buona, ci fa spagnolo 10 centesimi. Cioè, quando sei l'MD? 5 10 centesimi? 5 centesimi. 10. 10. 10 centesimi. Vedi che non ci clienti. No, non mi ricordo più perché oramai mi sparo pezzo quando la colatina. Ma volete portare la busta, Fabio? A parte gli scherzi, volete portare la busta? No, seriamente non me la porto, sai perché? Perché le buste della spesa a casa mi usiamo pure come a busta della moneta, ci servono per... a casa ci capito, è normale. No, è normale. Infatti quando la chitta la moneta fa ragazzo che ne fa spesa, invece no, sto che ne chitta la moneta. Vabbè. Ciao, puttana. Comunque. Chissà qualche commento che la scala ma uscire. Sto dicendo una poco. Cosa? Sono un uomo che è rilassato, il culo peloso. Culo peloso. Ti sapevi che hanno pensato quando hanno creato questo nome? Ma vero c'è sta, il culo peloso è un... culo peloso. Buonasera, stasera oggi fanno poco tardi, ci fatto poco tardi. Nuotare, Perché tu nuotare? No, culo peloso ci sta sempre, io voglio bene pure, mi immagino sto culo che pila la coppia, mi immagino. Comunque va bene. Oh, scusa, ma voglio salutare con Toni Castro perché mi scrive per la quinta volta che ti scrivo. Con Toni Castro. Legim, fammi vedere poco. Cosa picchia? Allora, aspetta. Giustamente dice Antonella Lelle. Dice lì? No, dice Antonella Lella, giustamente è normale che la busta della spesa si usa sempre come busta della moneta. No, infatti è una cosa che mi sembra anche abbastanza intelligente, no? Nel senso, così non accatti busta della moneta, si sparagna sempre, come da fare? Ah, sì, è normale. Comunque Mario Cantone, che bene saluto. Ciao Mario, buonasera. Fabrizio. Comunque a te molto ti chiamo Fabrizio Carlino, non ti chiami più Fabrizio Cerrone. Ma io questo è il mio secondo cognome oramai, cioè io, mio padre ha così tempo, ma giusto per, ma mio padre è vero. È tuo padre adottivo, Fabrizio, cioè Roberto mio padre è diventato padre adottivo, invece Carlino oramai io stiamo cercando i documenti per mettere in stato di famiglia. C'era un radone rindall'MD, quando lo facevi? No, io lo dico spesso, io già fa un MD World Tour, cioè fa proprio il tour mio, capito, dall'MD, va a fare spettacolo proprio in tutti gli MD di Napoli, no? Sto organizzando, in estate facciamo una cosa estiva. Stiamo parlando a casa da te, c'è sta sponsorizzata a casa da te, ma muoveremo un po'. Comunque Fabri, vogliamo accennare quella cosa che pensammo di fare là? Che poi non abbiamo fatto ancora niente perché comunque... No, io a proposito, ho già ci sta chi là, però purtroppo insieme Fuen, l'ho visto però, l'ho montrato. Però io Fuen ci volevo spiegare questa situazione a chi sto qua, però non ho avuto modo. Sì, io potevo pure riuscire alla fine, cazzo che con casa che tu cambiato, veramente. Bravo, dillo tu, vai, dillo tu. Comunque, cioè, cominciamo di chi? Non ti ha spiegato su che caso, tu mi fai già buona. Allora, a parole mie però, allora praticamente, guai tu ascoltatemi bene a video delle ricche. Niente, conoscete Dallas Got Talent? Praticamente vogliamo fare una cosa simile però per il web, cioè quindi faremo Webs Got Talent. E niente, faremo una serie di video. Ma ci riuscimmo però, non mi buttare... Perché comunque ci vuole una bella organizzazione per far fatto. Non dipende da noi. Faremo una serie di puntate del genere in cui si esibiranno tante persone, tra cui anche voi, cioè chi tiene un talento, chi sa cantare, chi sa ballare e chi tiene un cazzafa praticamente.
questa cosa. Niente ragazzi, dobbiamo ancora decidere il posto, siamo ancora organizzati, abbiamo solo pensato per ora, e quindi È un'idea, vogliamo fare questa cosa. E poi al finale, diciamo, chi vince questa cosa ci sarà un premio, o fare un video con noi, oppure non so, qualsiasi altra cosa, poi vedremo. Video con Pandellas, cioè ci muovo. Sì, sì, Eh, sì, è sicuro. No, no, è che se è un'idea che ci piacesse fa, però ma non dipende proprio da noi, perché se mi trova qualcuno che ci ospita, che ci fa c'erano post, no, per fare sta cosa, così, che fosse che cazzo, perché veramente poi fosse che a fare sta specie Italia scotta, che mo casa caruta scotta, mo rimane come cazzo, ma si può fare. No, ma anzi, ma approfitto per dire che veramente se qualcuno è uno, no, conosce a qualcuno che che ne so, un lido, che ne so, un lido fosse bello, no? Un bel lido estivo, tipo, ma pure al lido ci passa anche poco cazzo, che noi tanto un bagno non ce lo facciamo, non fa niente, tanto un bagno non ce lo facciamo. Carolina sta tenendo bravo, tiene un ciclo, non si può fare, mi sa che il ciclo di Carolina dura 2 mesi, quindi questo è, e quindi si trova uno che veramente dice, ah, c'è lo sai che conosco una catena, non lì, ma che ben venga, noi ci andiamo a parlare, ci mettiamo in due pullman, perché ovviamente stiamo a bene, non so tu, da che pullman blu, no, stanno tutti nigeriani, ci mettiamo là, di bravo, e ci abbiamo appena poco Ebola, e dopo l'Ebola andiamo lì e andiamo a parlare con questi qua, per vedere se si può fare. No, se fosse una bella cosa, fosse che cazzo fa, casa una feria ci organizziamo e quindi si fa. Sì. A mano poco in estate, una cosa estiva, perché fatta in estate fosse che cazzo, sarebbe una cosa bella. Poi non so tu come fai con la parrucca in capo, Carolino, che secondo me non ho idea, secondo me la faccio stare a casa a Carolina. per stare a casa ti catta una parrucca un poco più estiva, Facciamo fuoco a Carolina. Alessio Enigma, salve Fabrizio, che ti sei mangiato? Un piatto di pasta, Alessio sempre mi domanda come hai mangiato. Un piatto di pasta al sugo preso all'MD, il saluto non me l'hai fatto, non l'hai già già Alessio Enigma, ma solo che secondo me si sud. E no, ma c'è una cutaletta a volo, perché oggi ho mangiato un po' sbagliato. Lui ha la cutaletta. Lui ha la cutaletta, buona la cutaletta, per sempre la cutaletta, La cutaletta è buona, fra. Comunque salutiamo Alfio Six-Tion. Buonasera Casa Caduto, buonasera. Buonasera. Mattia Mori. Enzo Mattia Macero parla. No, non ci capito. Ho salutato Mattia Mori e Alfio e basta. Sì, no. A Gillette se il Genna 1 che il cognome fa Caperchio, per si prende Capuccione, ma è una cosa mia. Capuccione, perché a me mi chiamavano Capuccione quando ero piccolo e quindi a Gillette Capuccione. Comunque, Pasquale Mattera, un saluto a Pasquale Mattera, che l'ha giuntato la giornata via Roma. Capo bello, si vogliono se non mi sapevi belle buone casa caruta, c'è così mi chiama mi girai ovviamente. Ma Pasquale Mattera. No, ma proprio danno chiamato. No, ma se mi chiamo Fabrizio non mi giro, invece casa caruta capisci che mi giro. Comunque Pasquale Mattera ce l'ho Choconut Got Talent, chi mangia più Choconut senza cacà e senza pure vince, quindi questo sarebbe anche il titolo probabile di questo format, World Record a fa a mangiare bravo Roberto Carlino, c'era un salutato chi che ha portato a roba e no, Roberto Carlino ha salutato, ma che mi sente stasera, sto salutando perché io non ci saluto come? Ricordo no che ha salutato Roberto Carlino, no? Sì, chi ne è stato prima? Ti piglia gol, come stanno tutti quanti stasera, Carlino, MD, veramente ci manca solo Barbara Tussa, però a dire la verità, nelle nostre live non viene mai a spiare nessuno dei coccati supermercati, invece su Facebook agisse che oggi siamo Lidl supermercati e commentava e faceva sfide con l'MD, si appiccicavano, sono dovuto intervenire io per placare un po' gli animi, sì, perché poi c'è stato salotto oramai. Ma c'è stato sto fatto, è normale. Fammi a casino. Sì, leggi qualche commento, non ti preoccupare. Sto vedendo quello che posso leggere. Allora, ma sempre si sai leggere, poi non lo so, non tu lo metti in difficoltà. Tengo qualche discount per fare MD Got Talent. Se sta cosa oppure tanto per pare anche se tu tieni veramente un
In due supermercati MD Got Talent fosse bello proprio, A fine un sogno, un sogno, Fra. Allora, hanno fatto il Nesquik e l'MD. Ah, ma male accattate. È vero. Lo tiene pure tu a casa. Ma come sta pure zuccherino già? Non lo so. Lo sai che ancora l'ha già provato, ma io posso uno che quando ero piccolo come sul zucchero non si non l'ha già provato. No, non l'ha già provato. Tutti quanti di più latte, no? Giù metto lo zucchero. Ma io già... Mettici solo Nesquik, che le saltate... No, che a me ti piace, di te. Premi troppo, zucchero è stato no, io già esce per dire. Ma no, come male su fatto, già fatto. Ah, perché trovano sempre i meglio, capito? Che Dai che mo ti spieghi, secondo me però, la mia teoria è che il Nesquik già di per sé è molto dolce. Quando metti il botto in un latte, pare che tu non ci metti manco il zucchero, perché già è dolce. Se poi tu mamma ti fai sparagnare. E ci spagni pure lo zucchero sotto, no? Ci sta sempre una forma di risparmio. Ma sto vedendo che tu zucchero. Ma non è catto il zucchero, accatto il cioccolato e ti butto pure in un caffè o fra, spagnato pure il zucchero. E come si chiama? Choco Squeak, come si chiama? Sì. Choco? No, a scolare era mo mangio. Pigliando Mangi. mi dispiace, ma... No, ci capite, dico su Choco Nesquik, come si chiama? E che... Choco Quick. Choco Quick. Si chiama così o no? Lui non sta sfruttando, se non mi devo cursare, gente. Lo fai pure merito. No, Ma chi stai guardando? Chi ci sta che stai guardando là? un mani Sta andando pure, adesso? facciamo noi Choco Bicar, guardaci come sono bello, ma non so bellissimo. Sta proprio pubblica questa Tutti quanti facciamo caruta sgottale, la casa caruta sgottale. che può presentare a fiore e mezzo, alla 3 ore. Pare stanno Datevi ragazzi. Emanuele, Agostino. Sì, non La bravo, cosa pubblica, capito? Cammini, ma stiano facendo un ship e l'hai fatto fare live, chi le ma l'hai pigliata così? No, Che la così forum. Ma mangia la casa di Carmine, no, sto venuto a mangiare a casa, capite ne poco? Alla vicina a No, stai nostalgico, perché tu poco tu Stanno proprio un po', insomma. Comunque niente, hanno saputo che lo fa spesa dell'MD. Hai detto, mi stai sparagnata, cattata, stanno pure a mangiare a casa sua. zoomanato pure loro, hanno ragione. Luca, quando mi dica, spiega prima cosa può capire. no, legge lui. Ma no, Enzo, Dici. No, non si si chiama Nes 4 ed il numero Si chiama Nesquacqua ed è il rumore che fa. È squawk si chiama. Vabbè, comunque, come si chiama? Si chiama l'MD e ci chiama a casa prima. Ah già sa già, ma in tutti i Nesquik, che c'era una volta, mo pigliamo, invece mi ha spassato un Nesquik su quazzi di latte, ma io mi cago sotto, quando bevo il latte mi cago sotto, mi fa questo effetto. No, pure a me non può fare, pure a me. A me no. È una cosa normale. No, ma io lo sai, ma Sì. pure a te ti fa cagare sotto un Nesquik. No, ma mi fa che lo fa, dimmi tu niente, capito? A me no. Il latte mi fa pure a me. Sì. Fa uno stima, lei ha vicino. Comunque, chi è? Gianlega, Carminu, hai messo... Family Channel, Riscia. Da dove è nata la storia dell'MD? Ma veramente non so. Ma solo l'MD è nata perché, ma io già la città che vuole, cioè è nata perché diciamo che l'MD il caffè a 2000, ne mi sono 7-8 anni fa. E quando tornai, che stavo in dei villaggi, non stavo qua, no? Tornai per SMD, no? E sai, questo patriotto mi faceva ridere, no? Me l'ho presi come in simpatia. E poi nessuno ne parlava, no? Nessuno parla mai di SMD. Come se la gente spende all'MD e si mette scuola e dice che spende all'MD. Allora io detto, mo mi divento un paladino dell'MD. Come sa nessuno che tutto quanto lo denigrano, no? Pare che come se fosse un frate scemo, che l'MD. E invece a me mi piacciono i deboli, io difendo i deboli, quindi l'MD... Però tutto quanto l'MD. No, ce l'hanno detto quando. Mo sta diventando Serie A, mo l'MD sta... l'MD, ti vedono certi cose, come si chiama? Tipo M-Menz,
Però non so come si chiamano Bing Bang. Ma credo, ma ti mangi 10 11 kg di cose con il tuo bagno proprio a velocità supersonica. Guarda, ma sono lassative proprio. Non si esagerare, però sono buone malamente. Io sono buone malamente. Ma infatti i farmacisti stanno protestando, le farmacie italiane, per mezzo che l'MD ci sta un po' di rilassativo ovviamente, perché tu ti accatti una cioccolata, poi stai a posto, non è che la roba tiene più problemi. Agostino Emanuele Case caduti a Busino. Bravo, rispondito perché ce l'hai tu 3 volte. No, forza azzurra, Agostino ed Emanuele Case caduti a Busino. Non abbassava Case caduti, pure a Busino. Io già sono da casa del comune, poi siamo pure a Busino. Comunque, prima che dice nel campo? Diretti una cosa, c'era un siente? Ti senti. No, ti sentivo... Ma c'era si rimasti la bocca aperta. Devo dare l'MD mi fatti fame. No, comunque avere sono buono, che poi trovare una bella busta rossa, quanto stanno qui là? 1,29 €1,20, cioè per fare una cosa tanto, quindi di cioccolato, ma è una cosa incredibile. È gialle! Gialle, ah, ci capito, vuole, mi mangio pure io. ma troppo buono, cioè, ma... Lasciami la roba in bagno. Voglio se aspetta l'MD, ma seriamente pensare che sia paziente. Compra tutti chi stuccano, vedi? Aspetta, no, non so su sto 4 anni. Chi lui? Chi l'è esperto? Chi li fa tutti i giorni là? Chi l'hanno cliente proprio a sito? Quando mi arriva l'MD o tengo in considerazione, fammi mandare un curriculum, per cortesia. È un'esperienza come scafalista, quindi oggi tutte cose. Mi fa una cosa sorda, un grande MD, ma faticato quando là, quando è buono buono. Piacere, fatti spiegare la storia della pizza su non vai a entrare cinema, non piacere. Pascal purtroppo è così, la devi psicologicamente. Aspetta, ma lo che andare? Allora, Arit papà ha raccontato a Carmaniel quando è scudata la pizza, la pizzeria. Ah, sa. La raccontare 100 volte. Praticamente tra sto motorino la pizza là, arriva, ha visto cosa che ne so, di pizza e crash. Bravo, ma la 100 volte, non ha letto a Pascal, sempre stessi con non ha letto a Pascal in là. Cioè, c'era anche altri commenti. Secondo me pago vengo. Comunque, niente, l'Italia noi teniamo una sola fede, MD, Roberto Carlino, mamma mia. Guarda. La qualità è sempre 40. No, aspetta, stai dicendo una cosa nuova perché voglio pensare. Io ne fatta Riccardo Simonetti, cioè vabbè, io non ho fatta diretta perché ti mangiato l'MD, no, io veramente, io non ho fatta diretta perché si fa uno sketch, no? E quindi feci tardi. E poi era uno sketch che praticamente bocca chi destra che diciamo mi sta un attimo fa, no? E ma partì che era una stronza. E invece va belle poi diciamo mi sta un attimo fa. E perché poi ci sapeva anche un po' di scuro, di buio. E facciamo fatto da dai, che volevo scusare perché io non faccio la live, quindi io di solito faccio un ri. Però quando succede persone, capito? Sono abituate a questi fatti. No, ma poi insomma, ma io credo, ma io l'underi guarda, succede veramente qualcosa che non parlo. Comunque. Lidl di Scala. I nostri centri sono lassativi. Ma comunque sta sfuttendo un poco Lidl. Che luci vi vendete? Comunque secondo me il camo si piglia una ammazzata. Io c'è un intervento forte, c'è Roberto Carlino, peccato che Robertina già sta stasera. Purtroppo l'MD ha scassato tutte cose. Lidl è geloso, bravo, MD è uno stile di vita. Vabbè, comunque Mario Cantone, Fabrizio, saluta mio padre Ubaldo, sì, mi ricordo Ubaldo che adesso è un nome che mi è rimasto impresso. Geru. O tatuaggio MD, quando lo fai? Non sto organizzando, veramente non sto organizzando, presto ci sarà un... Non preoccupare, non voglio dire niente in più, ma ci sarà qualcosa, non mi preoccupare, lo sto organizzando. Allora lo fai? Pure. Turco è normale, la roba sta, non mangia fame, lei di fate, ma potesse fare pure un po' stomaco, però... Smettaggio con tutto. Allora, smettaggio con tutto, ma la faccio un po' puraccio, un po' bravo, un po' stomaco, bravo.
Sì, non sa più. Non fai ma poveri. Sul linguine, la casata con la sul linguine. Prima qualche commento, yeah. Allora, prima di poco che dicono, che ci dicono? Guarda, faceteci qualche domanda, a me ne parlami qualcosa che volete sapere, qualcosa che ne so, a livello di aggiornamento di video, a livello che ne so. Qualcosa di segreto. Carmine, vogliamo sapere qualche tuo punto segreto, la tua vita. Conosciamo soltanto il personaggio Carolina. Qualche punto segreto, che vuoi sapere? Fammi una specifica domanda, perché stanno tanti che cose che non avrei più. A me ne voglio sapere tu, perché io già lo so, però non so se loro lo sanno. Tu come hai iniziato a fare? Io già lo so, però... Niente, allora, mo ti spiego un poco. Allora, mo mi metto una figura di merda perché, allora, già nel 2011 già facevo video, diciamo io, mio fratello, nato pari compagni, amici, ci mettevamo a fare video e ci chiamavamo i bambini elettrici. Cioè, quindi scrivete su YouTube i bambini elettrici, vedete quanta strunzate che hanno fatto, che poi mi paga pure voi e mi metto scuorna, però mi scusa la password del canale e ne posso cancellare, quindi mi metto a canale praticamente non posso fare niente, quindi niente, quindi mi è sempre piaciuto i video, già quindi dal 2011, poi mi sono fermato e poi all'improvviso, cioè facevo già qualche video ogni tanto, poi è arrivata sta Carolina e quindi oggi ho cominciato e mi sono fermato giù, questo è al finale. È una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi cioè facevo i video con la videocamera di mio padre, tipo che la cinepresa. Facevi popcorn. Comunque già facevo video scemi, scenetta così, pensa un po'. E a Luca come le manate in da sfatta? A parte che pare che è tuo cugino. Ma se aveva una casa caruta, se teneva, Luca, tu sei bellino, sei tutto cose a fuoco con me. No, praticamente mi sapevano figli comunque per Carolina, perché no, tu facevi uno, mi serve uno solo che da rimanere. E quindi ci fatto rimanere a Iz, che comunque è pure mio cugino di secondo grado, quindi sta a casa vicina. E quindi facciamo queste. A Luca devo rispondere, cioè, ma tu non sei fidanzato, Carme, tu? No, mi sono provato Iz. Ma rispondimi sinceramente però, perché io sono scopato, cioè io YouTube non è che metto a vedere film, ma tu riesci a... capisci a me, no? Con YouTube, grazie a... allora, dipende, sai perché? Comunque... però, siamo senza filtri, siamo senza... Io tengo praticamente un pubblico tutto, diciamo, di bambini, quindi si messa a fare i bambini che mi arrestassero per pedofilia, quindi per far capire. Cioè, tengo tutti creature comunque, capite che mi seguono. Ci stanno pure qua di un cielo, più grosso. Ci stanno, sono pure pompate, però ci stanno pure ragazze madri, ragazze vede, ci stanno pure i maturi, però è difficile farci qualcosa, capito? C'è però già c'è la Scusa un attimo, poi passiamo pure a te, però voglio dire una cosa, non mi può dire che quando fai i video non è mai uscito una stage, una cosa, questo non me lo vuoi dire. Ci sta sempre questo, infatti tuttora, cioè quindi mi arrivano richieste, ovviamente ho i contatti, contattano loro, poi ci sta, diciamo, cosa numero di WhatsApp e ci sta sto fare. Penso pure per Luca, forse, visto che Twitter all'età è un po' bassa, no? Perché ci stanno qualcuno un po' più... Forse di più per Luca per esempio sciala proprio, cioè proprio come una aiuta. No, poi quando una città gente sono antipatici, c'è tu. Guarda, a me mica possono essere tutto qua, però mi piace. Esce la posteggia, tu non fotte a te, mi danno essere simpatico che tu devi fare di cose. A me il posteggio mi piace una vicina, cioè che già conoscevi all'altro, non loro a me. In che senso? Scusa, che è più facile. Scusa, chi è più facile? Vado a conoscere. Comunque... Ma vicino pacco, a me parta mia. No. Io mi ricordo che uno all'epoca si aveva culo tanto, no, perché invece tu per una a due scusa, che fai? Dice, no, io devo venire da te perché tu non puoi, no, non voglio che tu da me, ma scusa. No, allora, mo ti spiego un po' questa cosa. Praticamente, no, tipo a me, ma giù certi guaglioni, ma lei le cose, io contatto, tutto quanto, contatto, no? E quindi oggi faccio oppure e contatto, proprio per parlare, per conoscenze, eccetera, no?
Chi invece no, dice, no, io invece ne contatto, ma hanno contattato loro. Infatti mi contattano loro a me. Ma no, no, tutto quanto. no, tutto, però... Ovviamente la femmina deve essere corteggiata, se non la contatta, chi sa Ma presenta? come ne vota a me? Vabbè, ma Luca ancora... No, io... Di cagnasse partner, di carità. Sì, no, è buono, è buono. Però c'è sto lato positivo, dici, che diciamo, me ne fotta a me le femmine, faccio i video perché mi piace, magari... Bravo, io so come fanno che da contattare a giù. Ma io la contattavo giù, ma scusa, a me mi aggiungeva giù. Oggi capito che ho visto i video e ti piacciono i video. Però si faccio con una cosa, perché non mi faccio... non è fidanzato, giustamente, che non ha perché... No, ma io sono felicemente single, così voglio rimanere. Cioè, magari si mi incontro con qualcuno per amicizia, tra virgolette, quindi non è che... Lì è buona da curiosità, no? E invece tu che fai pure Carolina, no? Ovviamente. Con Fumanello non l'hai mai contattato? Con Fumanello. Boh. No, come? C'è stato, ci sono stato. Tipo, praticamente, come capita, non pa WhatsApp addirittura, non mi contattava, come dicetti, non mi ricordo. Comunque praticamente si spacciava per femmina. Però bella e buona mi dice, mi mandi la tua foto a torso nudo. Dice, ma chi sto cazzo? E dice, guarda, comunque, se vedi, la tengo come immagine del profilo di WhatsApp, si vede che le chiavari, non è che... O fisico. No, io ho più sotto, voglio vedere. Io devo vedere più sotto, cioè. Ti facciamo una cosa, ma prima una fotografia e mi mandano una foto di una ragazza in costume, e né tanto bella né tanto brutta. Cioè, dopo questo mi mandano una foto così, per non mi mandare una foto che sai che qua non è bella, quindi la città poi è dopo ci stai su Facebook, voglio dire di foto, no, non ci sto in coppa a Facebook. No, la gente mi pare troppo strano su fatto che stai in coppa a Facebook. E si diceva, mandami una foto, voglio dire ciubaccio, voglio dire ciubaccio. Allora dice, io bacca avanti con come non faccio aprire. E comunque si chiama troppo da ci piacevo un biscotto. Però pure le persone mi hanno contattato già quando dicono bellissimo, se tu si fatta così tu capisci che vogliono quella cosa e quindi vabbè, sono non gli inconvenienti perché non devono essere ignorati, però comunque io ti parlo, voglio parlare con te sempre a livello di amicizia, mantenendo che la cosa là, però se tu mi vieni a dire voglio dire pasterone trillalla, io lo faccio a brega, vedi che è la cosa. O bastone trillalla. Cioè queste cose, vedi? no, questo no, è chi ci fatto che vanno sempre su quella cosa, vanno sempre su biscotti, capito? Allora perciò io sto con i rapporti già, perché non la condivido questa cosa. Ti accetto per come sei, però se tu mi hai un biscotto non lo so. Però basta, sta facendo una palla con i commenti. No, no, leggiamo di commenti, hai ragione. Ma la tu questa parentesi un attimo così, giusto per... Cioè, non leggi tu come mi sono conato in mezzo. Proconato. Guarda che vai, voglio una rissa. Lasciate perdere oh, è trasuto Conad, è trasuto Conad. È trasuto Conad, c'è lui. Casa hai usato proprio al supermercato proprio. Ci manca solo dei co e poi stiamo a poco. Che stai dicendo? Ci manca solo dei co. Sto c'ero con Maxi più, sta pure Maxi più. No, c'è sta pure Sigma, c'è stanno pure di casa Caru che non stiamo qui a nominare. Un attimo, voglio fare pure a Lorenzo Calò, 18 anni l'altro giorno. La mia prima live da maggiorenne, leggete questo, nell'estate 2011 sono stato sull'isola di Ventotene, bella attivo frate, chissà era rustivo a Magellini evidentemente. Nella piazza principale c'era un piccolo Conad, sarebbe stato meglio un MD. Saluti a Carmine Migliacci e a Cerrone, grazie a Lorenzo Calò che ha fatto 18 anni. È venuto pure Radune che faceva sabato scorso. E tu Frank Gaming Channel, mi piace leggere questi nomi. Ma tu ci parli italiano, parla... Ciao Fabrizio, ciao Carmine, ciao Luca. Ciao Edu. White Conad, scusa, c'è l'operazione bis. Da noi c'è l'operazione bis. C'è novembre, che mi parla, che mi accennare, che ne sai, che potremmo parlare, no, cose interessanti. O leggo io due commenti e leggi tu, dimmi tu, a me ci sta proprio. Leggilo tu. Allora, leggi, aspetta un attimo dietro perché mi sembra pezzo un sacco di roba. Carmine amico, c'era un noto che ti manca il pubblico organizzato. Io questo non l'ho capito. Invito Carmine a spiegarmela meglio. Non ci capito, che ha scritto?
C'ero noto che ti manca il pubblico, organizzati, non ho già capito cosa significa. In senso mi manca il pubblico di mi fa Ostrunza innanzitutto, non lo so, boh, non l'ho già capito. No, ma non credo, guarda, non credo. Le statistiche sono statistiche, Cerrone da nei prossimi, questo è poco ma sicuro. E poi comunque noi non ci basiamo su questo, perché se pure Cerrone da nei potresti sempre modo a fare diretta, sta ben sicuro. No, ma io no, pubblicherà live, siamo sempre stessa alla fine, siamo sempre una 50, pure No, mo sì, siamo 60. e vedi sempre 53, cazzo, sempre fermo a Ma che 53, è la non media? so. No, non lo so se si riferiva a questo, no, perché chi sono sempre 50 di solito. Ma da voto erano 70, ma non so perché cazzo succede, non mi ricordo. Erano 80, 70, non mi ricordo. Ma di solito siamo sempre quelli là. Chi è? Vabbè, abbiamo avuto, chissà la Gillette. Ah, ok, Carmine Amico e su discriminazioni che poi cazzo stanno facendo quei due che non si vedono. Cioè, Carmine Amico ce l'avo con qualcuno, ce l'avo con lui, non ci capisci stare. Ma Io, aspetta, voglio capire che non ci Ci vedi stanno quei cazzo. due, ci sono mai. no, non lo so, non penso che sta variando. Comunque, Silvio Mirto, c'era ma appartiene a Pokémed, no, Pokémed no, è un guaglione che fa Cerrone, cognome, che ha fatto i video, Zacci se l'hai visto, fa Traviz, lo McDonald's, non so se l'hai visto, penso di sì, mi pare. Facciamo Quale? pure noi. Ho fatto Traviz, un creatura che dice, ma che poi sta schifezzi, poi la pizza, non so se l'hai visto. Può darsi che la gista non mi ricordo. No, no, no. Comunque alla fine Silvio no, non appartenga a esso, c'ha lo stesso cognome mio, poi conosco, abito qua vicino, no, però poi lo conosci, siamo amici, diciamo. Cammini, a Ritta e due, friend, cammina mi ghiaccio, sì, non poco, ma Ciruzzi, quanti mazziate ci fa? Vabbè, ora stai più poco perché Carolina si è calmata. Perché ne sto facendo i video a stupire, però comunque il lava sempre. Se ne lava Carolina, li lavami. Signore, sempre. poco pacro. No, vero, vero, chi si guarda, Ciru, ma tu, cioè, Ciruzzo, vero, ma da me denunciato, Ciruzzo, sto fatto che ora ne ci chiamo sacchi pacche. Oh, e qui vedo vostri fatico. Devi puntare alla pensione di invalidità, perché tu non che su c'ha malamente e chi gli piglia la pensione. Bravo. È il suo obiettivo. Mannaggia, puttana, mannaggia. Io Mannaggia. stai lopo da galli, chissà. Ah, Cerone, ma tu non ci vieni al Comic Con? Proprio che cada domanda di G. Tony Roma e Cerone verrà al Comic Con? Vabbè, Non ci sono mai, dico la verità, però non lo so, quando è che ci ha cominciato sta cosa? Non ci sono mai. Comic Con è dal 30 al 3 maggio, se non mi sbaglio. Dal 30 al 3 maggio. Che si fa? Perché non ci sono mai utili, che si tratta? Che si fa? Ma diciamo che Comic Con, vabbè, chi nasce come una cosa di, diciamo che era una fiera del fumetto. Mi chiamano la casa, dicevano i topolino e si cazzo. Poi dopo è diventato... Bravo. Però poi dopo è diventato una cosa che diciamo, è più commerciale e quindi ora ci vanno un po' tutto quanto. Sta chi si vesta Big Jim, chi si vesta Superman, chi si vesta Invece mi vesta a Ciruzzi. Ah? Io mi vesta a Ciruzzi. Tu devi stare Ciruzzi, con tutto quanto come per carnavale, no? Però stiamo tutti quanti là, tutto guagliuno, comunque si pare perché poi stanno un sacco di guagliuno che si vedono nei video, no? Che stanno comunque... È un'occasione per incontrarsi, questo è il comico. E come che cazzo, subito l'anno scorso ci c'hai da... Che cazzo, è una da spensierate, capi? Su 4-5 ore che stai da chi cosa, sta l'erba, di mettere un po' a picnic, no? Quando si va? Cioè è stata fu biglietto, come funziona? Se un abbonamento che si fa 40 euro, però a farci un cazzo, dici tu che 40 ma 40 euro che daranno? Pure volete un magnano o 40 euro che hai questi figli e bucchine, no? Che poi ci hanno fatto parola a me, no? E hanno approfittato perché è una bella cosa, allora loro sanno che è una bella cosa, che uno ci vuoi, e hanno sparato i prezzi 40 euro, una figura. 40 euro, poi tu la roba te la sai rende, ti applica tu mangiare, se tu mangiare, cose eccetera. Ah, potevo buttare sempre una grande amarena perché poi là dentro fanno il pack tanto. L'anno scorso mi ha cattato una pizzetta di 5 euro da bucchina della mamma mia. La pizzetta tantelle. La pizzetta tantelle. 5 euro la pizzetta da ciao di faccio. Vabbè, come che mangiare per fame? Ci fa sentire a Carolina, che Carolina si è così. Ha detto il me che Lucarello si può vestire a casa Caruso. Ah. Vabbè, dove stai proprio? Esatta roba. C'era un 40 euro un giorno. No, secondo me 2,50. 4 giorni, 20 euro.
40 euro è buono, bro. Ma 40 euro... C'era l'uomo mani e cameriere. Vabbè, questi 10 euro io, ma al finale 3 se ne qualcosa, dici, ma... Che ne sai, trase e poi tu tieni che sta cosa che andranno manco qua, te la fanno solo da sì. Che stai? Sì, vabbè, diciamo che ti fai da soldati, sì, però tu ti diverti perché comunque, vabbè, ma comunque una giornata vale la pena di andare, secondo me, almeno una giornata. Ma che ne poco, ma che ne poco. Vabbè, comunque si viene, no, vabbè, l'ho mandato, perciò dico, io penso che ci va, ma diceva io, va a fare un fatto, capo, non so che dice, non faccio più, comunque ci va con stesso perché mi fa piacere. E va a fare una cosa. A dove si trova? A fuori grotta, a Mosso d'Oltremare. Ah, ci capiamo. Sì. E che stai dicendo? Vabbè, va a fare una cosa. Chi va a fare? Chi va a fare? Va a fare una cosa che non so manca a dire perché bisogna un cazzo solamente. No, che fate un cazzo su, ma belle poi sono 2 mesi che mi stai dicendo che va a fare sta cosa. No, astronomico. E poi dopodiché non si fa più, non si fa più per un motivo. E niente, alla fine va a fare bocca a chi deve. Comunque ci va con lo stesso, però ci vado lo stesso. Peccato, perché ci potevo divertire, però. Gli autografi, note... Ha detto Pasquale che si fa 20 euro, che devi fumare. Va 40, ma chi Pasquale sta fuori caga? Io sto dicendo che chi se stiamo solo non a fare, no? Oggi un commento ogni 300 commenti, oggi più sai che caga. O può sapere meglio che costa 40 euro, ok? Comunque c'era niente, uno mi ha domandato quanto anni tenevo, tengo 20 anni a giugno 21 e mi sento già vecchio. Ha detto di una Basile, ti facciamo una duratura, noi... Oh, se lo facciamo... Ma io guarda, o come conosciamo perché ci hanno tutto quanto, ma io voglio salutare Giacomo Sebillo perché sennò mi blocco Facebook, perché mi ha scritto così, mi sta scrivendo Giacomo Sebillo, lo saluto, una grande casa caruta pulizia. E comunque, sì, no, poi organizziamo un'altra cosa, sicuramente, anzi, sicuramente lo organizziamo. Fine maggio c'è una bella cosa, bello, perché poi ci siamo divertiti, sabato scorso ci siamo veramente divertiti. Sì, Silvio Mirto dice, no, 20 euro l'abbonamento, 40 se li compri a singoli giorni, scegliete. 20 euro l'abbonamento, 40 euro l'abbonamento, dammi l'abbonamento a GIT, Silvio Mirto. E poi 40 euro se li compri a sì, oggi ovviamente chi lo fanno a figli e bucchini, e quindi se non compri l'abbonamento avrei ceduto. E quindi paghi 40 euro, no, forse hai sbagliato io, era, dice, prima hai detto 40 euro, forse hai sbagliato io. Vabbè, perché non in abbonamento pagare, comunque su Zaman e Pier, comunque su fatto comico, comunque si fa, sicuro si fa. Che sa cosa sicura, si fa. Cosa. No, aspetta, voglio leggere Carmine D'Amico, no, i due non si... ho fatto lo pubblico, di conseguenza penso che a casa dovresti avere il tuo pubblico, oltre che a quello virtuale. Conseguenza penso che a casa dovresti avere il tuo pubblico a casa uguale. Lo pubblica a casa. Non hai capito su fatto, pubblica a casa. No, ma chi ha capito, la verità. Carmine, spiegate meglio, non mi riferisco a Carmine D'Amico, perché veramente su... Ah, non mi riferivo a quelli online, anzi per quelli completamente a tutte e due. Ah, un pubblico... Forse dice Carmine, dice, oltre che alle cose online, un bacino noi, no? Cioè, sta un pubblico live, ma che sia una cosa giusta, perché anzi, è una cosa che a me sì, mi piacesse, dice la verità. Anzi, un periodo che ci pensi, mi fa qualcosa che la gente ha, perché tu stiamo sempre in coppa su cose e tu non senti. No? Infatti. Sì, è bella la cosa, ne parliamo, una volta ne parliamo anche te, questa cosa. Ma l'MD ne tiene questi biglietti? No, l'MD purtroppo non ne vende il biglietto comico, non li vende. Ma vedete cosa l'MD? Visto oramai l'MD sapete pure l'MD mania. Allora, c'era un attimo cazzo a solo. Ma no, piano diretta là. Sacca, vuoi dire tante di quelle parole, però non le puoi dire. Che cosa? Ma un po' di parole. Aspetta. Per fortuna non mi ha mandato a me. No. No, che sto capendo niente, che stai dicendo? Erano praticamente uno e tutti e due mi hanno pigliato una sigaretta là.
Sto facendo. Ma come posso muovere, raga? Dai, tu Ma posso lo muovere? tengo io pubblico, non ti preoccupare. Andiamoci a Luca, fallo io. Ma perché non sta sempre in Ma stare? un attimo, parla poi. No, io ero pure Ah, no, vai. Andiamo a fare ripetere, una volta sta Calma, è venuto, vai. Comunque niente, vai, diciamo un commento. Non fumare, che me ne ci pensare. Allora, io ho avuto il piacere nel 2005 di vederti alla brasserie, Carmine amico sempre. Ma non so a me, a te, c'è lui. Ma io posso pensare che a mio amico, non so se è un ragazzo che io conosco, che abita qua a Pianura, ma non so collegando più, posso farci una figura in merda, dovrebbe essere lui, che abita in due parchi on Giustino, mo, correggimi se sbaglio, sempre tu Carmine d'amico, eh sì, effettivamente nel 2005, ma stai parlando di 10 anni fa, veramente, facevamo un laboratorio di cabaret, una cosa sfiziosa, no, noi di cabaret, laboratorio artistico, allora tu per esempio chi cantavi, chi faceva un cabaret, chi faceva chi ballava e io facevo cose che a bare mi ricordo facevano una piezza un po' fatte delle leggi strane, delle leggi americane, una cosa e però era bello, con pubblica annanzi era una bella cosa, infatti ma infatti già vedere come cazzo già fa, ma chi canna purtroppo non fanno quazzi, capito? Da sta sfascita e voto, non organizzano delle cose come all'epoca alla brasserie, che era una bella cosa, una bella poi trasudere pure Eurospin intanto, Eurospin di scandalo, stanno di cose, che contatto. Dopo che a Napoli voglio, io non ne sento di queste cose di mettersi palco a disposizione chi cazzo fa qualcosa, no? Poca roba, se non zero, nulla. E quindi che stai? Allora non sente. No, comunque questo è qua. Si dicendo che a me Niente, Campanello, tu stai a casa caruto, mi pigliate i mira. Ah, poi sempre a fare scuola. Non sono stati a 18. Ma chi la tu Pasquale? Chi la fare scala, comunque che è evidente, Night Pasquale Martuscino. ah, no, io mica vabbè, può essere pure immagini che padre a Pasquale. E dove tu volessi fare una domanda seria? Vai. Perché non metti a buona parola faticante all'MD? Che ho mangi fastidiati i figli di qua. Ma ne devi fare di strada, Luca. Ne devi fare ancora di strada. Allora non dall'MD a già faticato. Sta per nulla, MD, cioè te ne hai strada. Io pensavo che era fa carriera. No, ma tu potevi che poco da te che tu mangi, affidi mangi ta roba, sparo fondo la roba dall'MD, lascia stare. Cameriere, tu mi fidassi, è sicuro che Cameriere ce l'hai una mela. Se mi metti a scuola dannato non perdono, cioè proprio... C'è Ma la puoi mangiare, non ci foto, ne ha dimmi con bellezza, cioè. Perché? Perché capi, noi per ridere, ce l'abbiamo lì per sfottere la novella. Come bomboniere. La tengo come stucco. Non è tempo per mantenere lo scaffale, che stanno scaffali scassati dall'MD. Allora ci mettiamo tutte cose cioccolata così si mandano in zona care, Ma venassi c'è nasci proprio la Lucari fa gavetta. Sì. La fa gavetta. gavetta. Diciamo che la surava, la sacrificio all'inizio. Però aspetta, voglio... Comunque, niente, aspetta, dice una cosa, non mi ricordo che cosa. Mi fa di capro 2 LMD. No, non mi ricordo. No, giorno hai visto, veramente da me ci tu, cioè, comunque, basta, mangi spaziato, di poi faccio i video insieme a te, voglio fare vedi insieme a bello bello, cioè. Che bello bello. Tradimento. Tradimento. Ti rendi conto? Io tutta sta coppa a bascia, ti ricordi dopo questo. Un attimo qua. Perché ci fa quei scialini russi? Quaderno non può fare niente. Non può fare niente. Scusa un attimo, MD discount dice, comunque a parte scherzo, no scherzi, io forse ho visto, c'ero in un villaggio in Calabria, effettivamente ci sono stato in un villaggio in Calabria a fare l'animatore, come si chiamava? Mannaggia, morta infame, non mi ricordo il nome, però verso ci sono stato in un villaggio, ma ricordi il tuo nome? A te che stavi chiamando, a me? No, a me mi cagano sempre un cazzo quando sto facendo, infatti eccolo qua, si vede? Caga mio cazzo, si vede? Perché mi cago un cazzo e si chiama pure a così, cago un cazzo. E rispondi. Ma che già rispondo, oramai sono abituato, mi fa questa chiamata perché lui ormai ci mette quasi legge questa chiamata su da cago cazzo, ma la fa sempre quando sto facendo
Ma quando capisci, cioè, tutto parte a Giuliano non viene mai. No, o se manca a farlo apposta, no, ma noi manca a farlo apposta. Ma ha contattato un amico mio e tu vieni a Giuliano a fare, a chi si fa una trasmissione di calcio, di parla di calcio. Si chiama Alberto Cuomo. 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 No, Non abita a Giuliano, non abita a Giuliano, però fa questa trasmissione a Giuliano, no? Sta trasmissione sportiva, credo. E tu là a fare una cosa, non so, ci crede che manda a telefonare, una specie di live così, però da trasmissione. Da ragazzi. Rispondi di chi? Ma si risponde a caso in casa 70 euro il tuo computer, cazzo capisci niente, scoppia la stanza, meglio che no. Comunque hai teoria così, a città, se guarda, manca a fare la povera a Giuliano. Hai scritto oggi, hai detto, ci vorremmo a Rotonde Villaricca, ci frate, ci manca a Rotonde Piano, cazzo un cappello, a Rotonde Villaricca, e come ti arriva a sta Rotonde Villaricca? Ci tu ma vieni a pigliare, ma io, ma come si fa fino a Rotonde Villaricca? Insomma, per dire la verità. Cioè, comunque, vabbè, quando ti trovi a passare per Giuliano, rimella che viene a piano caffè a casa mia. No, già sapere quando. Guarda, questa cosa è venerdì, questa cosa che devo andare a Giuliano. Non so a che ora ci va, che si ci va, non so a che ora ci va. Beh, cioè, tieni impegno ovviamente, perché se la fa su questa cosa te ne preoccupare. No, ma io ho fatto che cioè, esiste una qua che io la roba per la ruola, la rimanga, venga a dormire a casa tu. Cazzo se non sapi a casa. Ciao, ma Mi dico come andiamo. Frate, Carmine, fammi Aspetta che è triste. Luca, se vuoi mandare un'email ai MD discount. Hai visto? L'MD mi ha faticato, al TB alle mail. Chi devo? Eurospin, Eurospin. No, l'MD. No, lascia stare l'MD, lascia stare. Ma andiamo prima a me qua a te, che facciamo qua? Sorpassiamo le graduatorie. Me certo, ti abituati. Antonio Delle Case. Vai tu, primavera, ma se prima era vera, ma è finto, dai. Primavera, se prima era vero, ma è finto, sì. Purtroppo queste battute dicevo nonna mia. Quando è tappato era che sciuppetta a mano. Sì, si mette pandistella annanzi a Carmine se fa fuori da niente. Perché ti piacciono i pandistelle che a me? A Boiase faccio la guerra, tipo latte, squicca e pandistella, sai che combina, quindi... Ciò ti sembra male panze. No, io è raro che tengo male panze, perché sempre a scaricare. Una volta al mese teniamo male panze. Comunque mi piace assai, quindi... No, perché mi sta piano un attimo, pandistella. Se ci ricette, guarda, mi sto a fare una bella zuppa di latte. E se ricette, i pandistella. Che ne sai che mi piace i pandistella? Comunque niente, facete capire... 2 secondi subito venga. Luca mi saluti. 2 secondi subito venga. Comunque uno mi ha scritto messaggio, ha detto Luca vuoi salutare Adriana Crispino. Ciao Adriana e Rosanna Sorrentino. Ciao Rosanna e Sorrentino. Mi saluto a te Luca. Rosanna Sorrentino è un nome. È un nome. Che? È Rosanna e Sorrentino. Pianesi sei sbagliato. Non baci. Ma che si sta fumando? Cosa? Ah, e tu Dancio pure mi stai chiamando, tu scassa la cazzo. Qua pure l'Eurospin mi va a faticare. A ti venire Daniele lavorare, ne metti l'Eurospin. Buonasera, mi sto mancata. Come ma lo sta a cazzo, scassa cazzo, no! La una ficcazza che o la già cancella direttamente la coppa a Facebook. Figlio pazzo le avvia! Ehi, Caroli, scusa, non ti sto capendo. A che sta gente spazio me la avvia pazzo? Ma tu le avvie famiglie, tu sei tu la Prince. Non ti preoccupare. Forse è che tu ne hai parlato, forse è. Sì, no, forse è pure tu. Caroli, scusa che dico, che grado di se Carmine prima era il fratello di Manuela, tu che grado di parentela c'hai con Manuela? Non so, cazzo, non idea, tu come sei? Prima era sorbo, non so se allora, a volte mi è storia, a volte mi è figlio, non so se però.
come ma a secondo di quello che ti serve. Bravo, bravo, hai capito? Ma anche chi è figlio? Ah, poi lo zucca pacca, lo sappiamo che... Ah, boh, no, è meglio che noi diciamo queste cose, no rimane male, voglio, ma tu spieghi con calma, su fatto. Ma perché se levo capello, Luca? Scusa, ma 3 ore, mo sto notando. Perché la di capello ha fatto non so non è bello. Ya, Ma ma c'hai già dei capelli. se non fatto vedere, se non viene a casa, se non... Ma come? Se non trovo capello, se non... se no, allora fate la diretta, però lo che... Ma Come sei tu tu? capello. No, tengo i capelli, immagino. Dai Carolina, lei... Ma caro, li faccio su rap, ah. Ya, non mi tengo i capelli. Sì, no. Fate vedere, tanto se lo sai sul testo, fate vedere. Ho sciuto poco. Levato, sti manaca! Guarda qua. Sei schizzato con la mira. Che non so spremo ancora, chiamo capello. Ah, metti su capelli, smetti scusa. E il mo si è tagliato, perché scusa, se uno si taglia i capelli sta buono, perché? No, che tengo un capello da oggi. Da oggi, capito? Piazzato Una in funivia. banca. Ma guarda pure là in Arissono. La reazione di Luca. Ah, mi ha fatto male. Cioè. Poi, però, Io l'ho visto dalla F2. Ci visto dalla F2. Ci sto bravo. Sei stupida da man, comunque va bene. allora, ho visto fare un video. Ho visto fare un video che una volta ogni tanto che Luca davanti a te, posso che tu vatti sempre a Luca. C'è un video così nasce. No, non va buono sto fatto. No, La vendetta di Luca. no, mi piace sto fatto. Mi può sembrare. È struppiato, che hai combinato a mamma? Ho spezzato. Pezzo! Para per faccio Prossima acqua. Qua c'era un stuppiato lì. Tu merda. mi sta facendo una namuccia, dite se lei. Ya. Ma No, comunque, vai. Serri, vediamo che sta gente spazio mi stai dicendo. Vai, vai. Allora, Luca lei ti ha fatto sta laccata di vacca, figli e buchi. Se tu ti hai fatto la laccata di vacca, ti hai fatta. Che segni? La laccata di vacca in capo. Se tu non sei un cazzo, se tu. Devi capire la Tieni i capelli allaccati, capito? Ah, è piccolo, tengo capelli, no? Vabbè, comunque. Perché pare uno carcerato di capelli alla cara. È però spina non fanno me, voi. È uno spirito. Ciurrita, rapite una cosa MD, espandiamo questa cosa, che poi faccia la cassiera alla dreta. Non leggere visti che sono mercati concorrenti, non li voglio nemmeno che li nomini. Se non mi arriva una cosa, ma a me mi può pigliare a fare la cassiera, no? Cavoli, si un poco troppo, come dire, ha finito bravo, un poco troppo trash, dove su MK, che già siamo bello. Poi mi metto da casa. Ma che faccio pigliare, non ti preoccupare, Serro. Te porti te compagno meglio. Quindi un magazzino, è il magazzino, sei là, non vedi nessuno. Ma cosa scarichi, ma che cosa fai? Non magazzino. No, ma come dai, oppure mo sta giocando un ruolo, no? Ma in da con e fai spaventare persone. A così tu andi all'MD. All'MD, babbo, io faccio ma così. Buona che non vengono e pigli tutto la mutanda e mi porta a preso. È una bella idea, questo per fare più clientela, questa è un'idea, Carolina. Voglio appiare lui. Grandissima Prince. Comunque, mo sono su tutti i spazi, ma ora appena su Carolina. Come non video vogliamo vedere anche Luca a femminile. Babbo, ma non c'è bisogno che lo vedete a femminile, perché già se lo guardate bene, c'è l'espressione, diciamo, di una donna. Lo vedete quando è riccione, lo vedete? No, ma che non mi supera proto. Mi supera proto. Mannaggia. E comunque, insieme poco. Mannaggia la casa da colo. Se non leggi tu perché mi stanca la vista. Aspetta, ci mo leghi, sta G7 applicato con sto trovando commenti e poi Caroli, qua sono concordi con me, dice Peppe, ma quella cassiera Caroli tu la fa solo i notte. no, sì, lo aspetta. No, mamma. Prima visto? No. Prima visto? Ti rispondi a tono, Poi ma però da già carica io. Aspetta, in Prima diretta. visto? In diretta già fa prima. Sì. Wow. Tu ne hai casa sta cosa, però. È stata cosa che le posso sparare, capito? Senti, di Peppe, cazzo si chiama? Peppe Edin.
Peppe Edin, si ti fai fatta bere con tram, si chiama un bello caffè. Dopodiché poi ti non la capata in faccia, una sparata a culo, poi ti leva la mezza, come? Lo fai di buco. Se non fai la cosa, tu non bevi pistola. E fu bravo che ti spara in Infatti ti sguffi malamente, sì, non può malamente, che tu una splozzata pazza ben dentro. Allora. A me. Edoardo Aldanzo, ciao Edoardo. Stacca. Comunque. Come te coccatone, Lenzo, sì, c'è lui. La scuola ci la Carolina, l'anzevata continua a chiamarti Venzola da rispondila inoltre ti aspetto su Facebook. Chi si sono tutti Pasquale, lui alla fine si è rivelato. Devi uscire. Cerro. Arita Enzo Russo, a te ciao, salutami a Fabrizio. Ciao Enzo. Babbo, andiamo. Fate sciare Allora, Nicola Senatore, grande tutto, come sempre, ma state facendo morire. Carolina, sono più bello, Carolina però sono più bello, parla maschio in maniera, sono più bello supermercato che esiste, ecco. Grande Cammine, grazie, mi si chiama Maggio, scusate, un po' di memoria. Grazie Nicola, un bacio in bocca, tutto spazio in modo, un bacio a te. Niente. Cerrone, com'è finita con i Panteras? Wow, ma mi ha risposto. Ciao, già lo sanno, quando parliamo. Comunque. No, non faccio niente più comunque. Non leggo. No, che sta qua la gialleggeria. L'MD dice, Carolina va bene per l'MD, porti capille da me che facciamo il nuovo olio Johnson. Babbo che capito mia massima si può fare stop che si mette attorno ai tubi perché mi faccio usare 3-4 mesi. Ma quelli sono fatti dalla stoppa, capito? Sono convinto che li fatti la stoppa. No, sì, che lei praticamente non è un zucco, capito? Sono stoppa, hai capito? Bravo. E tu ci hai fatto una parrucca, io già lo so. Come fai? Comunque in effetti che sta pistola è nell'MD. Questa sì è la pistola dell'MD, ma c'è stato proprio un bagno di Fabrizio Serrone, il lato componente là. Ma però con le armi, non mi mettere a me in mezzo con le armi. No, c'era chi lo compagno tu marate, capi? Sì, andavamo sta cosa perché quando t'ha già lui avrebbe 25, il GT già lui avrebbe 25, ma sta bella pistola. Capi? Ma un bagno, tutto sport, però spari, capi? Ma cosa sta a qualcuno bene dobbiamo cagare cazzo tu ci buono sto con testimoni e le va mezzo subito. Ma cosa bella che tenne pure i coppi scaduti. Come è scaduto? Ma perché serve i coppi e pistole per una scadenza? All'MD sì, all'MD sono scaduti tu sai che trovi giù qua dentro. Se capite, no, quando scadono, capito? Sanetà. Allora, Carolista l'hai comprata lei? Sì, tutte cose all'MD, tutto all'MD. Arit che l'MD all'MD niente anni. Non me ne parla, ma sì, mi so aiutare là, il magazzino insieme sempre una pistola. Ma tu venga lei, ne hai questi buci. Sì, tu hai passato per me. Tu lì, sì, ti parlo fra tuo cazzo, sì, no, non ridere. Se mi sbra la lavatrice. Comunque serve, sì, poi si qualcosa, lo parlo solo io. La lavatrice? Oh, ma chi è sta lavatrice? Amore. Per me la lavatrice. E cerotto bevite. E cerotto bevite tu. Come? Che è la prima cosa. Ma fa Deco e MD è la stessa cosa. No, t'ha offeso, Serro! Vicino Pasci a Manuele, mamma. Fuori? No, sì, fuori. No. È un'offesa. È La stessa cosa, Deco MD, ma come si fa? No, ma secondo me hanno poche siete belle mamme, non sono un po' la frega. Mi sono un po' la frega, vedi un po' se c'hai. Ma tu... Sì, no. Scusa, ma no! Ma però... ma Luca sei... Concessa. Ma bevi proprio con Fabrizio. E capire che la prendono non è a stop. Lui sto pensando anche la fotografia e te sto pensando che fanno poster. Allargatevi. Ma a me... Poster, sì. Allargati, grazie. La bella cornisa attuale. Sto pensando a mettere poster la fotografia mia e di mia moglie. Sto pensando di mettere quella nostra. Ma noi... Sì.
E comunque, farsi qualcuno ti saluta, me non la Giuletta. Allora, Udorei. altro, perché Come è buonissimo. allora, Carmine, saluta Adriana Crispina e Rosanna già hai fatto tu. Come Salutalo pure tu, che mi fa bene. Allora, ma scusate, salutare una persona. Volevo salutare Susia Monella. Cioè, Ciao Susiamone. si chiama Susi. Faccio ma parlare che spazio. Ciao. Volevo salutare Susi, un grosso bassone e niente. Perché non dire questo? Lei praticamente fa il cognome Pumpo. Lei si arrabbia perché non gli piace questo cognome, però è vero, un bello cognome. Pumpo. Susi Pumpo. 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 Lei praticamente sa bene di questo cognome che non ho capito che è così bene. E sa mi se Susiamone. E beh, non fa vedere il suo nome se mi è scritto Susia Monella. Io mi non mi ho mai capito sto no. Però la voglio bene, la mia amica voglio bene. Pure io voglio bene. No, è meglio Pumpo, secondo me, come cognome. Zitto pure, mi deve stare a Monella, perché chi si fa sfotto sempre, capito? Ci ha detto, mettete Pumpo, a me, chi una pompa? La fai una pompa, capito? E tutto vero, la Monella è brutta, la Monella. Monella va a cafone, no? Bravo, che... Come Carolina. Però se aveva perenne, no? Perché proprio quando vedi questi nomi ne caga proprio a sti qua, cioè. Però a contattare, parlaimo, però è proprio nata conto, senti, da zecca proprio che con la Che va alla fine scema, però. Bravo, vogliono proprio. È scema, Luca, ma ci sta sentendo sta vogliono, tra... Sì, però non è scema. È scema un Sì, no. Carolina, già sono fatte, via. Già siamo un po' caricati, siamo arrivati un amico, ma rimane, valla a mettere balla a cattare, ma beh. Il turno di 10 secondi col PLMD, poi scadono e spara subito. Poi di coppa fanno fotrecchie, non sai come la fa. Se a fare una guerra. A poter prendere tu trovi un conflitto a fuoco, ma tu hai l'altra volta, no, che mi appiccica cantonella a fianco a me. Credo ne ha scuppetti, però ne ha visto l'MD. Allora, l'ultima coppa mi pare che facete fotrecchie. E poi? E poi mi chiama a me. C'è tanto a ciruzzo a preso. Mannaggia, voglio comunque 5 minuti in me, sono fatti l'11 manca 10, ma che te? La faccio di banana. Faccio tu salsiccia. E 11 minuti. Basta, ma ci metti live vola, proprio... Vola il tempo. Perché che ha detto? Ma non è meglio che quando stai solo, Fabri. Gusti sono gusti. Gaetano, ma non è meglio che quando stai solo, Fabri. Vabbè, può darsi. Veramente, fa tu parlare proprio Vabbè, ma ogni tanto c'è da stare una live a uno, sta così. Io faccio sempre solo in live. Invece no, la prima volta mi riuscito alla fare subito, senza rumori, senza mi siete, non mi siete. Hai detto, vai, scalato. Luca, metti la parrucca e Carolina. No, non sta buono se tu si chiama parrucca. Però che sei uno sfizio che mi potesse farlo pure a me. Io ci volessi essere a Luca la parrucca. La parrucca? No, per una volta. Allora, proviamo, facciamo così, a sorpresa. Brava, copri. Facciamola così, vai. Sei pronto? Vieni a cucinare. Ma non sacci anche come sto. A modo di tu sono fermi che scende, mettici pure il lente, però. Il lente, Ma coppa pistola. Coppa pistola, va a apparire. Non ci vedi che lei aspetta, isso che l'anima in giro. Vabbè, non si conta. Sta bene. Pare una femmina. Ma che lei da città, che la passa una parrucca la facciamo? Una femmina, tu vuoi pare la mamma, non la conosco, ma non si vede. Come mi vedi? Ma lì. Una femmina, fa impressione. Io ci stavo che fa impressione. Ciao. Sì, no. Ti devi stare zitto. Io No. Dici ciao. Io ma andiamo a capire. Allora, tu puoi andare dritto, mi dici Cristo. Cosa sono? Carolina, non c'è il tuo charme, Carolina. No, io charma chi ti sa. Magari tu quando da a vostra carate giù. Mamma, Mamma, sta
facendo tutto. Lo faccio affettino, faccio, capito? Ma scelta la capa, anzi, un merito proprio di indossare quella parrucca, che No, ma quando mai? No, no. Qua c'ero in destino e tu mi dici sti cose. No, sì, no, ma io ti voglio bene, lo sai, io scherzo, io ti voglio Ah, bene. c'ero, ma mo non vedo tutte e tre quando lo facciamo. Non ci capito? Non vedo tutte e tre quando lo facciamo. Guarda, ma io facessi volentieri, ma a noi purtroppo ci blocca questa distanza di... bravo. Ma fai video registrati H e tu alla ci mandano i file, solo così. Sulla così, perché non possiamo fare niente. È vero, pure secondo fa, se uno c'è una bella idea, secondo fa. Magari lui, ma so bene, stai facendo un sacco ti stai mettendo, mi stai facendo subito i vecchi, che tu No, metti sono tutti i video vecchi, praticamente sto caricando i video vecchi, però oggi abbiamo girato bello video russo, cioè Carolina giusto è da su video. Però comunque, però è un video che cazzo, praticamente abbiamo fatto differenze tra ieri e oggi. Le differenze... il passato e il presente. Sì, sì, quindi abbiamo messo un po' a fare con sti fatti e niente. Abbiamo fatto tutto queste scene, dobbiamo solo finire di montare, di fare altre piccole scene. Per domani un team, domani sera lo metto io. Ma perché stai caricando i video vecchi che li prendi dalla pagina e li carichi sul profilo? Da YouTube direttamente e poi metto in coppa profilo. Perché praticamente un video vecchio ha chiappato 1000 condivisioni. Com'è possibile? Ma un video vecchio che tu hai messo in coppa alla pagina? Hai chiappato 1000 condivisioni. Non so, oggi dopo metterla in coppa, dai, chi ci piace il video. Mettine caricato in coppa a tutti e due i fronti, che è una cosa buona. È buono, è buono. A parte è buono perché una volta mi cancellavano i video a coppa canale YouTube, non mi spazio, ma quindi per fortuna teniamo coppa con la pagina Facebook, se no i pezzi a te cose. Cancellavano la coppa a YouTube, non ci capito? Tutti i video a coppa YouTube mi cancellavano, sarebbe una password. La gente è migliore. Chissà... boh, trovai pure l'indirizzo IP stu merda, però... Era Casoria, eh? Casoria mi riceve... Era una sola sparangata, la pistola dell'MD. Questo è. Stava dentro capo pure lui, mi coinvolto da sfatti le mette. Oh, ma guarda, ma... È normale. Chi non ha mai tenuto la capa, che stai a dissere? Come non ci metti la capa? Tu non hai tirato la capa, sul parco la tira, però non la tira. Ah, loro sono come te. Sto paese Non vedi, ma le mani scegliene lui. ma però tengo un lo, veniva a villaggio, si vede nei sei. è buono, sei tu. Poi le lascio sta. Ciao, ci l'ultimo pacco del cinema. Ciao, ci l'ultimo pacco del cinema. Ma la pure dirla così. Bravo, così non mi fermo. Pronto? Vai. Sì, non ti va qua. Aspetta, Alissama prima perché... Preparalo. Sì, no, a finale non fate psicologici, se tu pensi che non ti fa male, non ti fa male. Non ti fa male, se non ti va qua, non ti fa male, è passato, già è passato, sì, è passato. Come la seringa, fa male solo la crisi, poi ti fa male più. Ma tenere male che la faccio un ciclone pensiero. Bello, la mamma. Mi abituato. Mazza e Panella fanno i figli belli. Panella senza mazza fanno i figli pazzi. Guardate, sì, no. Bravo. Vabbè, Caroli, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi chiudere un po'? Dici tu, voglio salutare tutti quanti che ci hanno seguito, chi che non ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno. Niente, un grosso bacio a te, a tua moglie, ai tuoi figli, a tutti quanti. Che testi? Vabbè, salutare a tutti quanti, belli e brutti, piccini e bambini. E babbo, pure Luca, se vuole dire qualcosa. Salutare qualche... No, non saluta nessuno, c'ero perché nessuno mai. In casa, invece Manuela. No. Non può salutare nessuno, poto? A nessuno. Anna saluta Lucia, Michela. E me lo vado a salutare nessuno, che? A Terry. Per? E poi... Non mi ricordo. Però voglio salutare un fan mio che è caro, si chiama Cammina in Ghiaccio. Cammina in Ghiaccio è uno che mi segue sempre, però sa da salutare. Saluta Camera. Ciao, Cammina in Ghiaccio. Ciao, vicino alla capata, i pacchi chi si fanno? No. Mannaggia, cosa è passato? A casa, Cameri, i miei compagni ci stanno ancora? No, se ne sono fiuti. Ah, peccato, volevo fare pure esprimere pure allora, pure fare una cosa. No?
Vabbè, è stato un piacere pazzo. Ci siamo riusciti, sono contento che abbiamo fatto una live senza problemi tecnici, c'è una cosa, per noi Bravo, veramente. bravo, c'è una cosa. È Aspetta, stato tu veramente... Ah? aspetta, non fa la stessa cosa. No, no, non ti sta succedendo niente, a meno che non, boh, non lo so, mi rapisci gli Ah, alieni. niente assicurato. Comunque Niente mi sono più. iscritta al canale. Non ci capito, ma non te. Mi sono iscritta al canale. È grande. Ah, ci sono riuscito a fare l'email, perché tu tenevo problemi con l'email. Ciao, Cetti, quindi... Meno male, sono contento, sono contento. Voglio all'uomo hanno un grande bacio, che a me poi si riesce a venire là, si venga a Giuliano, riesco a stare un po' di tempo. appena Chiamo, adesso Ma venerdì chiamo. sto qua o la settimana prossima? No, venerdì questo qua, oggi che è? Martedì, se sto perdendo martedì. Ok. Allora sì, venerdì questo qua, si riesce a cioè si venga e mi liberano poco prima, ti chiamo e ci pigliamo un caffè, poi ci chiamo, fai vedere poco giorno. No, vieni con me, ti faccio aprire l'MD a Giuliano. E anche dopo, ma soprattutto, perché c'è mai la prima cosa, e poi a roba si va a visitare gli amici, prima l'MD e poi gli amici. babbo, andiamoci a cucò. Voglio un bacione, mua. Saluto pure a tutto quanto che stanno, giustamente stanno prendendo la live, questi 38 superstiti e chi sa avere la live pure a roba, perché veramente ti voglio bene che se viene la live pure una roba, sono Sì. bravi, no? Sono case cadute, ma doc, casi importanti. Ah? Ho clienti affidabili. No, sono bravi, cioè, sono case, come si dice, sgarruppate, però caruce, però in Non costruzione, arriva, amici. ristrutturazione, case in ristrutturazione. Babbo, Dammi un bacio. Ciao. 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 Ciao, aiuto. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Stai